ai tempi. Purtroppo ci manca La domenica della verità non ci saranno altre occasioni. Come si suol dire, o la va o la spacca. La Cragassa d'Alcamo deve vincere per proseguire l'avventura playoff. In caso di sconfitta o pareggio, i biancazzurri verrebbero estromessi in virtù di una classifica peggiore rispetto ai bianconeri trapanesi. Non sarà facile vincere al Catella, ma questo Akragas, che ha dimostrato di avere una condizione fisica super, trascinato dai propri tifosi che numerosi seguiranno la squadra, ha le carte in regola per l'esploit. La Serie D passa quindi il Catella e proprio per l'importanza enorme che riveste il match, Montalbano sembra orientato a mandare in campo una formazione a trazione anteriore con Giscardi dietro le due punte, Bernardo e Marasco. Quest'ultimo è quello apparso più in forma, ha dimostrato di avere una classe superiore alla media nella categoria, è il centravanti classico che fa bastare la squadra, sa tenere palla, insomma è l'uomo che può fare la differenza. Ed è quello che si augura Montalbano, che lo ha risparmiato in settimana nel corso dell'amichevole contro il Catania. Farà parte dell'11 titolare anche il centrocampista Borrelli, che ha superato i postumi di un infortunio ed è pronto a farsi valere nella zona nevralgica del campo. Borrelli è un atleta tutto grinta ma anche tecnica, sa far girare bene il pallone e i suoi lanci potrebbero permettere alle punte di pungere la difesa bianconera. L'Alcamo dal canto suo, malgrado abbia eliminato il Camarat e bastato un pareggio 1-1, sembra avere problemi di tenuta fisica. Montalbano li ha visti all'opera ed ha potuto constatare che non hanno abbastanza autonomia per 90 minuti. Domani però 90 minuti potrebbero anche essere insufficienti, infatti se il risultato di parità persisterà oltre al 90°, le due squadre disputeranno i tempi supplementari. Nella pallacanestro domani è in programma al Empedocle gara 1 delle semifinali playoff. I biancazzurri di Franco Giani affrontano il Roseto, che nella stagione regolare è stato uno dei 3 quintetti che hanno battuto il Dream Team Giani. Il Palasport Moncada in questa stagione è ancora inviolato, ma Roseto ha le caratteristiche per mettere in difficoltà i biancazzurri. Una gara che potrà essere decisiva al rimbalzo, visto che le due formazioni in questo fondamentale hanno delle percentuali importanti. Gianni recupera anche il pivot David Pennisi e può tirare un bel sospiro di sollievo. Infatti il tecnico guadagna parecchio sia in centimetri che sotto le planche. Il fischio d'inizio alle ore 18, ingresso libero al Palasport. Gara 2 è in programma giovedì 24 in Abruzzo. Se le due squadre dovessero vincere un incontro ciascuno, si renderebbe necessaria la bella che la Fortitudo comunque affronterà in casa domenica 27 maggio.